Oggi entriamo in un luogo dimenticato, dove il tempo sembra essersi fermato e le pareti custodiscono storie di vite che non si leggono nei libri. Benvenuti nell'ex manicomio abbandonato. Questo posto non è solo polvere e vetri rotti, è memoria. Seconda esplorazione della giornata, qua dietro ci sono Nicola e Carlo che si intravedono solo dalle luci. Abbiamo deciso così di fare un giro all'ex manicomio di Colorno e quindi adesso siamo dentro, andiamo a vedere. Devi abbassare un po' perché sennò io non vengo fuori, grazie. Andiamo a vedere un po' il posto che sappiamo essere completamente distrutto, però vediamo lo stesso cosa c'è. Andiamo. L'ospedale psichiatrico di Colorno era un complesso di edifici adibito al mantenimento e alla cura di pazienti con problemi psichiatrici. L'ospedale psichiatrico esisteva già a Parma nel XIX secolo. Nel 1873, a seguito dello scoppio in città di un'epidemia di colera, fu deciso di stabilire provvisoriamente l'ospedale a Colorno. A questo scopo si riadattarono i locali del Palazzo Ducale e dell'adiacente convento dei Domenicani. Con il passare degli anni, questa soluzione temporanea diventò definitiva fino alla chiusura dell'istituto nel 1978 a seguito dell'entrata in vigore della legge promossa da Franco Basaglia. Adesso ci sono i bigodini. Ah, è vero, Sei il bigodini. barbiere. Che bella. Ma ci sono tutti i bigodini vecchi alla retina. Cioè, Ma c'era il barbiere, boh. Sì, sì. che bello. Tanto ci c'è sto cazzo di mobile qua davanti. Poi c'è lo specchio. Vediamo. Era il punto barbiere. Sì. Stanno nelle sale stanze. Penso di sì. Nel 1965 Mario Tommasini, neo assessore provinciale alla sanità, visitò per la prima volta l'ospedale psichiatrico di Colorno e quello che vide lo colpì in maniera profonda. Mamma mia, guarda come è cresciuta la vegetazione. Hai visto? Quello che immaginava essere un ospedale era in realtà un orrendo carcere con inferriate e cancellate ovunque e dove venivano praticati trattamenti di autentica tortura come l'elettroshock. Egli fece dell'apertura dell'ospedale psichiatrico e della liberazione dei pazienti una missione umana e politica. Qua non c'è più niente, però è bello. Sì, è tipo Mombello, Sì. un avanzo di... Hai visto sta finestra? Sì, perché comunque sono strutture vecchie Sì, ma come si è presa e hanno... Sì, la vegetazione, anche tutti i segni sul vetro. Qua hanno buttato di tutto qua. Cosa c'è? Che hanno buttato di tutto, i comodini. La lotta portata avanti da Tommasini coinvolse anche il movimento studentesco. Come segno di protesta, il 3 febbraio del 69 gli studenti occuparono l'ospedale psichiatrico. Ci sono delle scale che vanno su qua. Delle? Scale e un ascensore. Aspetta un attimo. Sì. Ma finiamo di vedere qua giù. Ah, qua si va giù. I cosi, come si chiamano? C'è anche una sedia a rotelle. Ah, Andiamo avanti, intanto poi troveremo altre scale. sì. Decidiamo cosa fare. Poi. Sono damigiane di vino queste. Credo di sì. Sì, sì. Rotte.
Le stanze sono tutte uguali, col Tut- letto tutte distrutte. distrutte. Puzza. Hai visto i bagni? Con le lavelle? Cioè, Ah, sì. ci sono ancora i water interi e gli Sì. scopettini là dietro. Veramente non sono nemmeno cagati. Sì, ma qua ci stava qualcuno. Sì, è pieno di bottiglie d'acqua. Ma dove sono andati di qua? Sì, siete qua? Ok. Era una palestra sta box. C'è Dai, pugilato. Cosa? dici? C'è il pugilato, c'è scritto sì. Federazione Pugilistica Italiana. Ma pensa. Pugilato facevano. Vabbè, Ma sì, c'è guarda. Nico qua dentro? Ah, ok. Vedi che ci sono i Ho cosi. sentito rumori. Ah, E c'è il ring, ragazzi. porca vacca. Gli squadroni della morte con le lucette. Sì. E qua in teoria prosegue. Dentro Nico. Ah, qua c'era il mini punching ball, vedi? E che c'è? Quello a pallina. Ah, sì, quello che facevi Sì. così. Che miseria. Ah, qua si sale. Hai visto la ciclette? Adesso lo vediamo. Ma è bruciata, guarda. Poverina. Fermi, fermi, fermi. Però siamo stati io, ragazzi, l'ho sentito. No, no, era un urlo tipo. Oh! Magari ci sia qualcuno dentro. C'è niente di qua. Boh, non è dato saperlo. Oh, qua c'è una stanza, basta. Figata di posto. Queste erano tutte stanze. Sì. Che bella. Ascoltami, spiegami una cosa. Perché tu hai l'iPhone e usi il mio gimbal che ti piace? Perché non te lo prendi anche te? Costa poco. Visto che vieni via con noi, puoi fare delle riprese in più. Non fare così con gli occhietti. Ma questa ripresa interesserà tanto alla gente che guarda i video su YouTube. Cazzo che te caschi, hai spento? No, che non hai spento la ripresa. Ah, hai visto dove siamo? Sì, sopra il tunnel. E siamo passati prima a piedi. Ehi, guarda che c'è un altro pezzo per di là. C'è un altro pezzo per... No, c'erano dei letti. C'erano dei letti. Cacchio di posto è? Com'è? Se no si buttavano. Eh sì. Ah sì. Dico, cosa c'è su? Chiesa ingresso. No, boh. Scendi che ci sono le case là. Qua c'è scritto chiesa ingresso. Non so Vedere- poi se siano. Sì, è vero o finta. Beh, guarda, sì, è questa qua davanti a te la chiesa. Bellissimo. Sì.
Siamo inquadrati. Puoi inquadrare là cosa c'è scritto? Ah, Grazie, gentilissimo. Niente. C'è la chiesa, quella funzionante. Ecco, andiamo a Vittorio. Cosa c'è però? ah, Come è chiuso? Dico, va a vedere se si può passare. No, non è inchiodato. dai che poi voglio dell'obitorio. Ma cosa c'è di qua? Penso il sottotetto. Il sottotetto. Ah. Ora dove siamo? Ah. Sì. Cioè, guarda. Sì, ma è murato, c'è l'ingresso alla chiesa. Questo. Sì, ma hai visto il cantiere? Sì. Inferriata. Cioè, da di qua potevi entrare nella chiesa in funzione? Pazzesco. E di là si Sì. Si scende, ma è una parte proprio, cioè, è separata. Perché il manicomio è diviso in 3 palazzi. Uno non è agibile, che uno è inagibile che lo voglio prendere. I sotterranei sono quelli del secondo palazzo e il primo dove l'entrata principale dove si mettono i gatti. Adesso cerchiamo di salire di là e poi andiamo in sotterraneo. Se volete andare in sotterraneo, quindi la scala sono. Guarda, vabbè, la vediamo. Ci metti la scala chiocciola per il sotterraneo in legno vecchio. Molti youtuber la usano come copertina. Fantastico. Perfetto. E chi siamo noi per dirvi no? Allora, Direi meglio. andiamo di là. Questo ha qualche macchinario? Termostato ossigeno. Ah. Porca troia, bello sto. È proprio morta questa? Vabbè. Mm. Hai visto quel mobile là? L'ho visto, sì. È più solido qua che sotto. C'è anche a corda qua, Gina. Hai visto qua? Era lo schedario, l'archivio. Ah, infatti stavo guardando di qua che ci sono le altre lettere. Cioè, che cazzo c'è scritto? È l'archivio. Ah. Però è nuovo sto tetto. Ma siccome io sono intelligente, cercavo cercavo di interpretare cosa c'era scritto, non fosse una parola. Questo tetto sì è nuovo perché praticamente dovevano tutto ristrutturarlo, avevano un progetto per fare un'altra ala della scuola che c'è qui di Ah sì, quella della cucina. Ah, sì, E che invece avevo non ho visto i fatto cartelli. niente. che però poi dopo è stato reso inagibile a causa della struttura. Quindi parlando col sindaco perché no, prima volevano buttarlo tutto giù per ricostruirlo. Però calcolando che lì c'è la strada, che così, cioè dovevano bloccare una delle vie principali, allora hanno detto che col tempo lo fa, cioè cade da solo, la parte che rimane. Tanto la stessa cosa, pazzesco. perché sempre blocchi la strada. Guarda, io ci facciamo le strade e poi ci la rampetto. Ok. Erano circa 1 migliaio gli ospiti di questa struttura e non erano solo malati di mente, ma spesso reietti della società. Prostitute, alcolizzati, barboni e tutte persone che, per quanto disadattate, erano comunque perfettamente sane di mente, ma viste come problemi da contenere e nascondere nella stessa identica, inviolabile e sigillata struttura.
più equilibrio. No, per niente. La scala c'è il poco proprio facendo. C'è acqua qua. No, e il fango ma asciutto. Non so più che... Ah, ok, perché c'è il fango. Ce la fai? Sì. Domandavo alla ragazza dietro, Ah, ma ti scusa. vedo. Poi a che posto? Che bello. Ah, vabbè. Oggi la scala che Ah, Può essere, bro. no, 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 no. No, perché noi abbiamo visto 4 stanze e basta. No, non era questo. poi di No, no. continuo. No, no, era scantinato, 4 stanze. Poi qua comincia più buio. E lavora. Ah, Davanti c'era anche l'uscita era che era chiuso. aperta, solo che una parte è coperta dal bancale di legno. Ah, E poi è meglio non uscire perché c'è la gattara mamma mia. che rompe le Sì. Però comunque tu però c'è la scala del diavolo prima e dopo c'è il diavolo. O Cos'è che c'è là? la scala del diavolo. Ah, Quella, ok. Sì, quella bella. vediamo E le poi la... tavole. Ok, perfetto. Toccherà mettere i sottotitoli dopo questi microfoni, non si sente niente. Basta voce che siamo. Che poi sulla strada. Ok, Sul ok. piano, Questa è la moto in zappa. Poi avrà fango. Eccolo là il fango. Compressori. Cioè, è buttato sotto qua. Trappa una colonna. Tape? Tape car? No, trappa una colonna. Ah, un trapanocolonna. Un trapanocolonna. C'è una colonna. No, vai dentro. Subito lo provo. Vai. Non ti preoccupare. Dico, cosa cerchi di fare? Sbloccarlo? Devo di 40 a casa. Andiamo in svitolo. Cazzo, siamo in strada. Me lo ricorda. Esatto. Ci mandano a fare il culo tra un po'. Sì. Cerca di stare. Certo. Si piegano. No, mi fa solo impressione perché è storta. E ti fa un po'... Vedo. Sei? Sì. No, vengo sul piano che si piegano gli scalini. No. Beh, questa. Ma Ma è tutto è marmo. possibile che l'abbia vista con un vetro sopra? No? Vero? C'era Scusate. il vetro, Poi hanno spaccato il vetro e l'hanno chiusa con le assi. Vedi che mi ricordavo giusto. Che figata. Ah, sono chiusi qua. Lavanderia. Poi per terra, non so perché. No, non perché devo riuscire a farmi luce giusta. Secondo me è plastica. Senza farmi ombra. Sono giocato su terra. No, ma sembra tagliato. Vita. All'inizio sembra stato. Poi No, non so che roba sia. Ah, Sì? ma è tipo... Sono gli interni dei cosi. È questo qua? Sì, erano gli interni dei cuscini di una volta. Ah, erano quelli che forse mettevano sulle porte. No, sai che cosa sono queste? Per le radiografie. Anche. Ah, Quando ti stampano le radiografie, viene fuori questa piestrina qua col nome. Infatti, se tu vedi, è aspetta, mi sposto di qua. a rovescio, vedi? Ah, sì, ok. Vedi? Sì. Ah, miseria. Sì. E qua c'è il sanitario.
No, no. Sì, Caputtana. non penso siano passati di qua. Ah, che figata. Cos'è? Vecchio giornale. Ah sì, del 1981, no, 51, 91. 1991. Farmacia, richiesta di medicinali. Sì, sono tutte le richieste. Porca guarda qua che bello. Hai visto? Sì. Ah, sì. Ah sì. Capitava uno. Nicolò? Penso sia andato avanti. No. Sì. Cosa c'è di là? Nico? Benissimo, mi fa piacere. È avanti Nico, amore. È avanti come al solito? Vedo una luce. O è il signore che mi chiama o è Nicolò. Ma da qua dove siamo arrivati prima? Te sì. Forse qua poi è sempre la stessa storia. Sì, 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 sì. Ma sempre mobili, titoli. Sì, questi abbiamo visti prima. Potrebbe sembrare. Sì, sì, questa è una cucina. Niente, fate presenza. Ovvio che si mette in mezzo. Ti cammina scala. Ho un sasso dentro. Puoi usare? No. Eccolo. Questo va sull'infanzia. No, Sì. è disabile di suo, gli è uscito Questo pazzo di sui cervello. la parte dei piedi. Ok, ci siamo tutti? Sì, a parte Nico. Ragazzi, la magia. Siamo partiti in 4, usciamo in 10. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Io non ho partorito. Stranamente Carlo non ha Meno fatto male che non si è mai riprodotto. Ok, allora ragazzi, intanto io ringrazio soprattutto voi due che ci avete fatto da super guida, ci avete raccontato di tutto, fatto vedere tutto, grazie, siete mitici. Ragazzi, anche a voi è stato un piacere. Spero come sempre che il video vi sia piaciuto, No. se vi è piaciuto iscrivetevi al canale, lasciate like, commentate, abbonatevi, mandate a fanculo Nicolò, ricordate sempre l'emoticon del dito per Nicolò, che se la merita tutta, soprattutto oggi, che è arrivato in ritardo, quindi se la merita. E alla prossima, ciao! Ecco. Se non lo picchio, lo limono.